Benvenuti a tutti, iniziamo a pregare la tredicina di Sant'Antonio. Possiamo rimanere a sedere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Signore, che hai reso Sant'Antonio apostolo del Vangelo, Concedici per sua intercessione una fede forte e umile. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Dio Onnipotente, che hai reso Sant'Antonio operatore di pace e di fraterna carità, guarda le vittime della violenza e della guerra. Fa che in questo nostro mondo sconvolto e pieno di tensioni possiamo essere testimoni della promozione umana e della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Dio Onnipotente, che hai concesso a Sant'Antonio il dono delle guarigioni e dei miracoli, Rendici disponibili al servizio verso i malati, gli anziani e coloro che hanno bisogno di noi. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Signore, che hai fatto di Sant'Antonio un infaticabile predicatore del Vangelo sulle strade degli uomini, Proteggi nella tua paterna misericordia i viandanti, profughi, gli emigrati. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Dio Onnipotente, che hai concesso a Sant'Antonio di ricongiungere anche le membra staccate dal corpo, Dona ai cristiani la gioia dell'unità visibile delle chiese. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Signore Gesù, che hai reso Sant'Antonio grande maestro di vita spirituale, Fa che possiamo rinnovare la nostra vita osservando il Vangelo e rendici promotori di vita spirituale per i nostri fratelli. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, che hai dato a Sant'Antonio la grazia incomparabile di stringerti come bambino tra le sue braccia, Benedici i bambini e fa che crescano buoni e sani e vivano nel santo timore di Dio. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù misericordioso, che hai dato a Sant'Antonio sapienza e doni per guidare le anime alla santità
per mezzo della predicazione. Fa che ci accostiamo con umiltà e fede al sacramento della riconciliazione, grande dono del tuo amore per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Spirito Santo, che in Sant'Antonio hai dato alla Chiesa e al mondo un grande maestro della sacra dottrina, Fa che tutti coloro che sono al servizio dell'informazione sentano la loro grave responsabilità e servano la verità nella carità e nel rispetto della persona umana. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Signore, che sei il padrone della Messe, per intercessione di Sant'Antonio, Manda molti consacrati e sacerdoti nel tuo campo, empili del tuo amore e ricolmali di zelo e di generosità. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, che hai chiamato il Papa Francesco ad essere pastore universale, Per intercessione di Sant'Antonio, sostienilo e confortalo nella sua divina missione. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Dio Trinità, che hai dato a Sant'Antonio la grazia di conoscere, amare e glorificare la Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Concedi a noi di accostarci sempre fiduciosi al suo cuore di madre, per poter meglio servire, amare e glorificare te. Lei l'amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Signore, che hai concesso a Sant'Antonio di andare incontro a sorella morte con animo sereno. Orienta la nostra vita a te, assisti moribondo, dona la pace eterna alle anime dei nostri fratelli defunti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sant'Antonio prega per noi. Saremo degni delle promesse di Cristo. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.
Padre fonte della vita, pietà di noi. Figlio parola fatta carne, Spirito Santo fuoco dell'amore. Antonio da Lisbona, prega per noi, disprezzatore della gloria mondana, studioso assiduo delle scritture, docile ascoltatore della voce dello Spirito, entusiasta seguace di Francesco, ardente di zelo missionario, martire di desiderio, obbediente alla volontà del Signore, umile servo dei fratelli, ricercatore del silenzio, amante della contemplazione, uomo di preghiera. Annunciatore instancabile della parola di Dio, strenuo lottatore contro le eresie, evangelista dei poveri, denunciatore dei mali della cristianità, profeta ardente della santità della Chiesa, fustigatore dell'usura e dei vizi, franco accusatore dei prepotenti, dolce consolatore dei poveri, difensore degli innocenti, predicatore schietto della verità, evangelizzatore dei lontani, testimone con la vita della parola annunciata, dottore evangelico della Chiesa, sapiente conoscitore delle Scritture, maestro di teologia nell'ordine francescano, vero frate minore, seguace della povertà di Francesco, obbediente in ogni richiesta del Signore.
uomo dal cuore puro e compassionevole, apostolo zelante della salvezza dei fratelli, confessore instancabile dei peccatori, scrutatore dei misteri divini, tenero amico del bambino Gesù, cantore della passione del Signore, discepolo di Gesù povero e crocifisso, innamorato della Vergine Maria, uomo di fede che hai sorriso alla morte, glorioso santo dei miracoli, intercessore per i bisognosi presso il Signore, santo che tutto il mondo ama, protettore dei bambini, fratello che ascolti il grido dei sofferenti, amico che fai trovare le cose smarrite, gloria ed esempio dei frati minori, patrono delle nostre contrade, Antonio di Padova. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Preghiamo. O Dio, Padre buono e misericordioso, che hai scelto Sant'Antonio come testimone del Vangelo e messaggero di pace in mezzo al tuo popolo, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per sua intercessione. Santifica ogni famiglia, aiutala a crescere nella fede e conserva in essa l'unità, la pace e la serenità. Benedici i nostri figli, proteggi i giovani, soccorri quanti sono provati dalla malattia, dalla sofferenza e dalla solitudine. Sostienici nelle fatiche di ogni giorno, donandoci il tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Benediciamo il Signore. Lodiamo, Trinità, nostro Dio, t'adoriamo.
tua gloria proclamiamo, te lodiamo Trinità, per l'immensa tua bontà, te lodiamo Trinità, per l'immensa tua bontà. Tutto il mondo annuncia te, tu lo hai fatto come un segno. Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno. Te lodiamo Trinità, per l'immensa tua bontà. Te lodiamo Trinità, per l'immensa tua bontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Con il tuo spirito. Cari devoti di Sant'Antonio, accogliamo questa sera le comunità parrocchiali di Tre Baseleghe, Silvelle e Sant'Ambrogio, con il vice sindaco Giuliano Mason, il sacerdote Don Riccardo, i parroci Don Rolando e Don Maurizio Bernardi, che presiede l'Eucaristia e ci aiuterà a riflettere su Sant'Antonio, che nel miracolo del piede reciso e riattaccato ci invita alla conversione e al perdono, che risana le ferite dell'anima e del corpo. Al termine della celebrazione ci recheremo, come sempre, con la reliquia del Santo nelle comunità parrocchiali di Tre Baseleghe, per pregare assieme e chiedere la benedizione e l'intercessione di Sant'Antonio per le famiglie, i giovani, gli anziani, in modo particolare per gli ammalati. Iniziamo insieme questa celebrazione eucaristica affidandoci alla bontà del Signore, affidando la nostra vita con le sue gioie e anche con le sue fatiche. Chiediamo il suo perdono, che è fonte di riconciliazione con Dio e con i fratelli. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul cuore dei figli di Israele, ma quando vi sarà la conversione al Signore, il velo sarà tolto.
Il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Perciò, avendo questo ministero, secondo la misericordia che ci è stata accordata, non ci perdiamo d'animo. E se il nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro che si perdono. In loro, increduli, il Dio di questo mondo ha accecato la mente, perché non vedano lo splendore del glorioso Vangelo di Cristo, che è immagine di Dio. Noi infatti non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore. Quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di Gesù. E Dio disse: rifulga la luce dalle tenebre. Rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Parola di Dio. Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si bacieranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi, gli uni gli altri. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.
Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità, io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore. Siamo riuniti come ogni anno in questo luogo religioso così caro e significativo per la vita di Sant'Antonio. Luogo di preghiera, di vita spirituale, molto importante per tanti cristiani di questo nostro territorio. Il Papa San Paolo VI definiva così i santuari, cliniche dello spirito per il mondo moderno, dove quanti hanno bisogno di cure per la loro anima possono trovare la medicina. Certamente, giorno dopo giorno, tanto più in queste prime settimane di giugno, questo luogo accoglie i sentimenti dei pellegrini, dei devoti, che vi entrano con fiducia e semplicità. Solo Dio, che vede nel cuore, sa quali sono gli interrogativi, le sofferenze, le gioie, la quotidianità, il vissuto che ogni persona porta con sé, varcando la porta di questa Chiesa. Il Santo, come viene chiamato, è stato sempre capace di assomigliare a Gesù Cristo e di mettere in pratica le sue parole e i suoi gesti di amore, di bontà e di perdono. Ci lasciamo allora illuminare dalla pagina del Vangelo di Matteo appena ascoltata. È tratta dal discorso della montagna, dopo le beatitudini e la definizione di chi le vive come sale della terra e luce del mondo. Gesù offre alcune antitesi tra ciò che è stato scritto e ciò che si riferisce a Lui e vuole per certi versi completare la legge data da Dio a Mosè. Ognuna di queste si introduce proprio con questa espressione: avete inteso, ma io vi dico. Fu detto: non ucciderai, vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto a giudizio. Che cosa chiede veramente il Signore al credente che vuole mettere in pratica le sue parole? Solo di non uccidere? Questo è il detto tramandato, ma il non detto, possiamo dire svelato da Gesù, è molto di più. In tutte le relazioni umane occorre frenare l'aggressività, spegnere la collera prima che diventi violenza, fermare la lingua che può uccidere molto più e meglio, come sappiamo bene, della spada. Per Gesù, prima di diventare azione, la violenza cova nel cuore umano e a questo istinto occorre fare resistenza. L'astenersi dalla violenza è più decisivo di un'azione di culto fatta a Dio, il quale vuole la riconciliazione tra fratelli prima della riconciliazione con Lui, anche perché sappiamo bene la riconciliazione con Lui che nessuno vede è possibile solo per chi sa riconciliarsi con il fratello che gli sta accanto. Eppure tanto spesso noi siamo portati a scaricare il male che ci abita dicendo poco o tanto male di qualcuno. Usiamo a volte parole come una pietra scagliata. Ecco dunque svelata la profondità del comandamento di Gesù: non ucciderai, che vuol dire anche cerca di essere mite, dolce e così sarai beato. Quella che Gesù ci rivela e ci propone è dunque una nuova legge, una nuova morale, ma è molto di più. È un'interpretazione autentica delle parole che Dio ha affidato al popolo ebraico.
Desideriamo quindi accogliere l'invito di Gesù per essere anche noi persone che sanno vivere la riconciliazione. Molto spesso sappiamo che nel Vangelo Gesù ha parlato del perdono e ci insegna anche a metterlo in pratica. È uno dei messaggi più importanti del suo annuncio. Proprio lui, grande esperto di questa nobile arte, nella vita ha perdonato Zaccheo, ha perdonato la peccatrice, il ladrone pentito, e oggi continua proprio con noi, che gli diamo nuovi motivi per esercitare la sua misericordia. Gesù sapeva bene come vanno le cose, per questo nel Vangelo l'invito a perdonare debiti e offese è costante, ha suscitato anche la perplessità tra gli apostoli. Ricordiamo la scena. A Pietro che chiede quante volte si debba perdonare un fratello che offende, 7 volte. Gesù risponde, non dico 7, ma 70 volte 7, cioè sempre. Lui stesso ha dato l'esempio, inchiodato alla croce, perdona i suoi crocifissori e invoca il Padre a fare altrettanto, perché non sanno, dice, quello che fanno. Quel perdono che Cristo ci offre, siamo allora sempre invitati a concederlo con grande fiducia e bontà. Invece magari capita che l'invito di Gesù a perdonare le offese non è così facile e immediato per nessuno. Ricevere un'offesa, subire uno sgarbo o un'angheria brucia. Quasi mai l'immediata reazione è il perdono, ma piuttosto il legarsela al dito e meditare il modo migliore per poter ricambiare. Di qui a volte rapporti personali interrotti, lunghe discordie che coinvolgono spesso famiglie, gruppi, a volte anche associazioni, sfociano in continue angherie. Il rancore quindi risolto molto spesso finisce per rovinare la pace, l'armonia tra le persone e anche, penso, nella società civile. Sant'Antonio, che invochiamo in questo luogo e in questa sera ci affidiamo alla sua presenza, al suo aiuto, è stata sempre una persona che ci ha insegnato il perdono e la misericordia in tutta la sua vita. Affermano i suoi contemporanei che Antonio riconduceva a pace fraterna i discordi. Con la predicazione, le azioni, i miracoli ha dato testimonianza fattiva della misericordia di Cristo. Il Santo, e lo sappiamo penso tutti bene, in vita si è trovato più volte a sollecitare il perdono e la misericordia alle fazioni che in Padova, come in altre città, affidavano alle armi e al sangue il compito di lavare offese e torti subiti, travolti da una spirale di odio che solo il perdono però poteva spezzare. Sa di perdono e misericordia anche l'episodio del giovane Leonardo, che confessandosi accusa anche il peccato di aver colpito con un calcio in uno scatto d'ira la propria madre. Se ne pente e chiede perdono. Il santo l'assolve ammonendolo. Il piede che colpisce la madre o il padre meriterebbe di essere tagliato all'istante. Il giovane quindi, perdonato da Dio e dalla stessa madre, ma incapace di perdonare se stesso, si punisce recidendo con un'accetta il piede colpevole, che il santo poi, richiamato dai genitori affranti, prodigiosamente riattacca. E proprio di fronte a questa scena raccogliamo quindi un invito e un appello per la nostra vita, per le nostre comunità, ma un appello penso anche per la Chiesa in questo tempo. Sant'Antonio, sull'esempio di Gesù, chiede a tutti una profonda coerenza tra fede e vita, tra comportamenti e preghiera. La riconciliazione col fratello, l'essere in pace con tutti, per quanto dipende da noi, è condizione affinché la nostra offerta sia gradita a Dio, come ricordava sempre Gesù in questa pagina evangelica. Egli chiede amore per tutti e di non allargare le ferite, perché il male penetra anche dalle più piccole fessure. Dice che la malevolenza va estinta sul nascere e che bisogna tendere la mano al fratello quando ci accorgiamo che nutre rancore contro di noi. Chiediamo al Signore
per l'intercessione di Sant'Antonio, di essere persone capaci di vedere nell'altro un fratello da amare e non un nemico da odiare. E se questo ci è difficile, accostiamoci con maggiore impegno e magari forse anche con maggior frequenza al sacramento della riconciliazione. È Gesù che ci attende per fare festa, quando umilmente confessiamo le nostre debolezze, ci offre la forza per dare il perdono a quel fratello e sorella che ha qualche cosa contro di noi. Solo così possiamo accostarci con verità e pace interiore all'altare del Signore per ricevere il suo corpo, come faremo tra poco partecipando alla comunione. Il pane della vita che ci viene offerto ci aiuta a rispondere sempre con bontà e amore ad ogni gesto di sopruso, di violenza o di ingiustizia. Chiediamo per noi qui presenti, per le nostre famiglie, per le nostre comunità cristiane e civili, di essere tutti capaci di donare e accogliere il perdono. La vita sarà più bella, la comunità sarà più accogliente, il mondo certamente un po' migliore. Caro Sant'Antonio, che veneriamo in questo luogo che ti ha visto trascorrere l'ultima tappa della tua vita terrena, tu che sei stato un grande testimone, distributore della misericordia di Dio, tu che hai condotto molti fratelli a ricevere la grazia del perdono, aiuta anche noi a non temere la misericordia del Signore. Aiutaci sempre ad essere fratelli capaci di perdono vicendevole. A Dio Padre e tutti gli uomini domandiamo con fede di portare a compimento il suo progetto di amore e insieme diciamo: Signore, aiutaci a perdonare. Perché le comunità cristiane sappiano essere in ogni circostanza segno di perdono e di riconciliazione, preghiamo. Signore, aiutaci a perdonare. Perché si realizzino la giustizia tra i popoli, una più equa distribuzione delle ricchezze e una più fattiva solidarietà verso le nazioni più povere. Preghiamo. Signore, aiutaci a perdonare. Perché coloro che si accostano al sacramento della riconciliazione sperimentino la misericordia di Dio che rinnova e dà speranza. Preghiamo. Signore, aiutaci a perdonare. Per le parrocchie del comune di Trebaseleghe, perché il nostro santo porti la sua benedizione ai parroci, alle famiglie, ai malati, alle varie istituzioni e organizzazioni parrocchiali e civili. Preghiamo. Signore, aiutaci a perdonare. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché dopo aver fatto esperienza del perdono di Dio, a nostra volta e con uguale generosità, perdoniamo chi ci ha offeso. Preghiamo. Signore, aiutaci a perdonare. Signore Gesù Cristo, con le parole di Sant'Antonio ti preghiamo di farci risorgere dalla colpa, di farci risiedere nella contrizione del cuore, di confessare i nostri peccati
per meritare così di essere condotti per mano degli angeli alla celeste Gerusalemme, la nostra madre di lassù. Concedicelo, tu che sei pietoso, benigno, misericordioso e paziente, degno di lode e glorioso per i secoli eterni. Vogliamo vivere, Signore, offrendo a Te la nostra vita, con questo pane e questo vino. Accetta quello che noi siamo. Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla Tua voce, staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. Vogliamo vivere come Maria, l'irraggiungibile, la madre amata, che vince il mondo con l'amore, e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo, e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia, la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Santifica, Signore, con la tua benedizione i doni che ti offriamo nel ricordo di Sant'Antonio e trasformali per noi in sacramento di salvezza, perché accostandoci al tuo altare siamo liberati da ogni colpa e possiamo partecipare al banchetto della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa giusto e doveroso che tutti elevino il canto di ringraziamento a Te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per la ricchezza dei doni con i quali hai insignito il tuo servo Antonio. Inviandolo in mezzo al tuo popolo, predicatore del Vangelo e apostolo di pace, hai voluto che egli fosse sostegno degli umili per attuare il messaggio evangelico di giustizia, di verità e di amore. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna,
veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Conosciamo la bontà del Padre sulla nostra vita, come ci ha insegnato suo Figlio Gesù, e chiediamo di manifestare giorno per giorno questa bontà del Padre alle persone che ci stanno accanto. Diciamo insieme la preghiera di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Dona a noi la pace. Beati siamo noi, perché invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Anche tu. Chi ci separerà dal suo amore? La tribolazione, forse la spada, né morte o vita ci separerà dall'amore in Cristo, Signore. Chi ci separerà dalla sua pace? La persecuzione, forse il dolore, nessun può
ci separerà da colui che è morto per noi. Chi ci separerà dalla sua gioia? Chi potrà strapparci il suo perdono? Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo, Signore. Preghiamo. O Dio nostro Padre, confermaci nella fede per la potenza misteriosa di questi sacramenti, perché possiamo sempre testimoniare la verità evangelica per la quale Sant'Antonio lavorò instancabilmente fino alla morte. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente ed eterno, che hai costituito Sant'Antonio apostolo della tua parola e della tua misericordia, e fonda su di voi la sua benedizione. Nel cammino di questa vita Dio vi liberi da ogni male, vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, ferventi nella carità. Dio ascolti ora e sempre, per intercessione di Sant'Antonio, le vostre preghiere, disponga i vostri giorni nella sua pace e vi conduca alla felicità eterna. E su voi che avete partecipato a questa santa liturgia scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Dei miracoli in Clito Santo dell'Alma Padova, tutela e vanto, benigno guardami, prono ai tuoi piedi, o Sant'Antonio, prega per me. Guardami, prono ai tuoi piedi, o Sant'Antonio, prega per
per me. Col vecchio il giovane a te sen viene, e in atto supplice chiede ed ottiene. Di grazie arbitro Iddio ti fe. O Sant'Antonio, prega per me. Di grazie arbitro Iddio ti fe. O Sant'Antonio, prega per me.